Sono 5 gli assi di importanti investimenti tra il 2021 e il 2027 che arriveranno in Sicilia a seguito dell'accordo tra il governo Conte ed il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ed il governatore Nello Musumeci. Si tratta di oltre 1 miliardo di spesa europea che ha già ottenuto tutti via libera da parte dei rispettivi dipartimenti. Saranno fondi destinati al sostegno ai lavoratori e alle imprese, agli investimenti sull'istruzione, alla spesa sociale dall'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari. Si tratta di fondi aggiuntivi che non tolgono denaro dai programmi europei, sono fondi cioè di rendicontazione sulle spese emergenziali anticipate dalla Regione Sicilia. Circa 500 milioni servirà per agevolare le imprese e i lavoratori garantendo loro prestiti a fondo perduto o a tassi agevolati, liquidità ma anche sovvenzioni di indennizi. Altri 270 milioni sono destinati all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari per la realizzazione di aree sanitarie temporanee e per il rafforzamento di reti e presidi territoriali. 160 milioni potranno essere utilizzati per i lavoratori stagionali, settore privato e sviluppo del lavoro agile ed altri ancora. 60 milioni saranno utilizzati per il superamento del divario digitale a scuola, l'acquisto cioè di tablet, software ed altri beni informatici per il sistema dell'istruzione e della formazione. Infine, un ultimo stanziamento destinato agli aiuti alimentari per i comuni di dimensione medio-piccoli e il sostegno alle persone in condizioni di fragilità o alle fasce a rischio, effettuato peraltro coinvolgendo il mondo del volontariato.